Dopo tanti appelli e lettere, il presidente della provincia di Padova passa all'attacco. Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto, e così Fabio Bui mercoledì andrà a Roma per perorare la causa del ponte di Curtarolo. Un'emergenza che non può e non deve essere sottovalutata. Attualmente la viabilità sopra il ponte è interdetta ai mezzi pesanti, ma questo significa già da tempo compromettere l'economia del territorio. Di tutta l'Alta Padovana, una zona storicamente ricca di piccole e medie imprese che sono il motore non solo della provincia ma di tutta la regione. Per questo il presidente Bui mercoledì tornerà nella capitale. Oggi il ponte è uno dei problemi, è l'emergenza, ma poi rimane tutto il tema riguardante il riammodernamento di quella strada che oggi è una strada impropriamente provinciale. Bui vuole portare a casa 4 milioni di euro necessari per sistemare e mettere in sicurezza il ponte sul Brenta. Inoltre c'è anche l'urgenza di rendere statale la strada Valsugana, che attualmente è di competenza della provincia ed è esclusa dal decreto del Presidente del Consiglio che individuava nuovi tratti di rete stradale ad interesse nazionale. È stato un errore non classificarla come una strada statale ed ha bisogno di alcuni interventi che la migliorino nella percorribilità, che la migliorino per tenerla competitiva e per non far fuggire tutte le aziende di quel territorio. Bui sarà accompagnato dai parlamentari padovani.